È un primo giorno di scuola triste per i compagni di classe di Lorenzo, il piccolo inghiottito nella solfatara a Pozzuoli insieme ai genitori intervenuti per salvarlo. Una tragedia immane a cui ha assistito il fratellino più piccolo, ora rimasto solo. La famiglia abitava a Meolo, nel veneziano, nel paese dove tutti si conoscono e dove il papà Massimiliano e la mamma Tiziana erano apprezzati. C'è sgomento e dolore, un silenzio di cordoglio con il pensiero che va al piccolino che ha saputo dell'immensa perdita solo dai nonni quando sono arrivati a Pozzuoli. Il ricordo dell'insegnante di Lorenzo, ma anche amica della sua mamma, un genitore molto impegnato nelle attività scolastiche dei figli. Abbiamo oggi accolto i ragazzi a scuola, la prima ora abbiamo fatto un'attività tutti insieme, ma senza esagerare con loro, cercando di far vivere questo primo giorno nel modo migliore possibile, cercando di lavorare sui i colori della vita e quindi un po' l'abbinamento del colore, a ogni colore il significato, e cercare con loro di tessere quelle che sono le emozioni, i sentimenti e farli elaborare senza dover per forza puntare sull'aspetto purtroppo di quello che è accaduto ed evidenziarlo in maniera troppo forte. Com'era Lorenzo? Un bambino che ricordo, un ragazzino che ricordo molto curioso, molto attento, sensibile, dolce, preciso, un bel ragazzo. Il ragazzino era affascinato dai vulcani, forse per vedere da vicino l'effetto della solfatara si è avvicinato troppo e il terreno ha ceduto facendolo precipitare. Immediato l'intervento dei genitori, anche loro però risucchiati ed uccisi dalle esalazioni di anidride carbonica presenti nella cavità. La solfatara di proprietà privata è stata chiusa per i rilievi della magistratura che dovrà valutare se vi siano eventuali responsabilità e se siano state violate le norme di sicurezza. Le salme delle 3 vittime dovrebbero rientrare in Veneto nelle prossime ore.